telecamere di sorveglianza, quei video, sia la possibilità di modificare i log di accesso alla cabina. Il consulente della Procura di Bari aveva detto che erano sistemi difficilmente modificabili. Quindi di fatto il GIP ritiene che quel difficilmente non significhi che non sono modificabili. Bravo. Siccome in realtà ci vengono portati dei file Excel che sappiamo tutti che vengono compilati dalla mano dell'uomo, è chiaro che anche su questo il grado di modificabilità e la capacità di poter modificare quei file sarà ulteriormente al vaglio ora delle nuove indagini che sono state disposte. Poi come Proprio le moderne perché tecnologie, diciamo, forse si può riuscire ad arrivare insomma a sì, perché anche quando abbiamo nuovamente parlato di questo caso da voi, sì, se ricorda, abbiamo anche detto che questa persona con la quale intratteneva sì, questa relazione aveva proprio il compito di visionare le telecamere. sì. Quindi noi quale potesse essere il potere poi su queste telecamere di videosorveglianza ad oggi non lo sappiamo. Beh, Potere di sarà cancellare, interessante sentirla questa modificare. persona. Eh, E adesso verrà ascoltata perché è stata disposto l'ascolto. mh-mh, Quando è stato ascoltato nella trasmissione televisiva, chi l'ha visto ha dato una versione certo. in termini di orario diversa da quella delle persone che erano con lui. Mh. Quindi in questo senso è stato disposto anche l'ascolto per verificare poi effettivamente gli orari, chi era presente e fino a che ora era presente, andando a incrociare questi dati con quelli delle telecamere di sorveglianza che non ci sono state date. E dei telefonini eventuali no, cioè le telefonate. Sì, questa è una verifica dal punto di vista tecnico Certo. che avrà un ruolo davvero importante in queste ulteriori indagini. Quindi questa famiglia insomma adesso, ovviamente è inutile dare false speranze, però sicuramente è più speranzosa rispetto a prima quando, si voleva veramente liquidare tutto come così in Sì, 4 e 4-8. perché in realtà io mi rendo conto è stato liquidato tutto Mh, forse frettolosamente anche in virtù della difficoltà di fare queste mh, indagini. È già difficile alle volte farle in Italia, mh, figuriamoci dall'altra parte del mondo. Oggi però c'è un dato importante, che questa compagnia è sotto i riflettori, eh, diciamo a chi ci ascolta, che è stata interessata da una trentina di arresti per abusi su minori e che quindi in questo momento il governo federale sta vagliando tutta quella che è la gestione, tutto quello che accade su quella nave da crociera che riguarda quella compagnia. pazzesco. Perché che cosa emerge da quella indagine? Emerge un fatto che è strettamente poi collegato, anche se si tratta di reati diversi, queste sono tutte anomalie che noi abbiamo anche Mamma mia. riscontrato nel caso di Jessica, perché ricordiamo anche che tutti coloro che hanno avuto a che fare con questo caso nei giorni immediatamente successivi alla morte di Jessica hanno smesso di lavorare per quella compagnia e quindi queste analogie ci Ahia. fanno pensare Eh, che ci si certo possa che trovare nella stessa una situazione. compagnia che si chiama Disney, ma abusi su minori, ma, sbaglio o c'erano state anche altre morti misteriose su altre navi, sempre la stessa compagnia? Sì, ci sono state non soltanto morti misteriose, ma c'è un'associazione che gestisce vittime di violenza sulle navi da crociera, sempre tra i dipendenti, e ci raccontano gli organi di stampa americani che gli episodi di violenza sulle donne denunciati sono in crescita, Oh mamma. sono stati in crescita dal 2013 al 2024, sono stati numerosi. Ci sono un paio di morti misteriose, una che riguarda una donna e una che riguarda un altro membro dell'equipaggio,
però in quei casi i corpi non sono stati mai trovati e certo. anche in quei casi si è parlato di suicidio di Di qualcuno che personale si è che è gettato dalla nave, no, niente si è di più gettato in nave, sì. ah-ah. Diciamo che in questo caso Sì, sì. forse a Jessica non si è avuto il tempo Sì, perché la nave era praticamente in porto quando è sì. successo e Ma quindi forse non c'erano le condizioni per fare quello che era stato fatto in mamma, è precedenza. agghiacciante. Mamma mia, guarda, ti ringrazio tantissimo perché è molto interessante quello che ci hai detto. Io credo che ci dovremmo risentire, magari proprio apriamo una finestra su tutte queste vicende, no, anche quello che dicevi, magari se riusciamo troviamo qualcuno di questa associazione perché, veramente non pensavo. Io sarà che io proprio non son mai andata in crociera, quindi Sì, non è un tipo diciamo di che viaggio che mi attira, però basta fare una ricerca anche sui social eh, rispetto a questi fatti. sì. Sono 30 arresti che hanno riguardato proprio l'equipaggio, membri dell'equipaggio Mamma che mia, avevano questo tipo di situazioni in essere. Quindi pazzesco. una compagnia di quel livello in questo momento è sotto i riflettori e ripeto, la cosa che riguarda poi il nostro caso sono queste analogie rispetto al personale, No, alla polizia. interessan Ricordiamo anche che questa stanza, questa cabina è stata ripulita sì, sì. prima dell'arrivo della polizia di Porto Rico e quindi è evidente che c'è qualcosa C'è che non ha qualcosa che non va, funzionato. c'è qualcosa che non va. Va bene, senti, ti ringrazio tantissimo Maria Tiziana e ci teniamo ovviamente in contatto, per ogni novità, magari quando insomma inizieranno o se si saprà mai, insomma se si saprà se ci sarà la resumazione Sì, o quando ci sono saranno stati magari dati 90 giorni per eseguire questi le ulteriori audizioni, accertamenti. insomma comunque ci teniamo in contatto perché è molto interessante e soprattutto perché, insomma crediamo che sia giusto dare una risposta a questa famiglia e che non è una risposta così frettolosa come mai deve essere per un fatto così grave.